Tutto pronto per la cronoscalata a Tarvisio Montelussari in programma sabato prossimo, come ci conferma Paolo Urbani, project manager della tappa friulana del Giro d'Italia. Oggi abbiamo avuto l'ultimo sopralluogo insieme a tanti attori, dalla protezione civile all'azienda sanitaria e quindi a tante persone, ai tanti volontari e naturalmente alla Regione, all'assessore Riccardi, che tutti fanno parte di questa squadra che sta portando avanti l'eredità di Enzo Cainero. Martedì presenteremo in prefettura tutte le novità importanti, ma tutte e soprattutto le attenzioni che bisognerà prestare per chi verrà sabato 27 ad assistere alla tappa, soprattutto sul Monte Lussari. Io credo che sarà un giorno di festa per tutto e speriamo che il sole ci accompagni grazie all'aiuto di Enzo. Paolo Urbani, dopo la morte di Enzo Cainero, eredita il ruolo di capo organizzatore degli eventi. Cosa vuol dire sostituire Cainero? Io sono fiero ed orgoglioso naturalmente che Enzo abbia scelto me, però credo che sia un'eredità importante, ma allo stesso tempo un'eredità anche pesante. Però io credo che con l'aiuto di tutti, di quella squadra che Enzo era riuscito a formare, ce la faremo e saremo in grado veramente fino in fondo di ricordare come si deve il patron Enzo. Auguri e buon lavoro. Grazie. Grazie.